Zanoni, prego. Grazie Presidente. Siamo quindi al punto all'ordine del giorno relativo a questo disegno di legge, disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport. Il collega che mi ha preceduto ha anticipato molte delle questioni che volevo appunto toccare, quindi mi limiterò ad alcuni contenuti di questo progetto di legge, il PDL 138, che contiene una serie diciamo molto variegata di temi, di contenuti. Uno di quelli che ha fatto molto discutere in questi giorni è stato quello relativo agli articoli 57 e 58. Sono tra l'altro due articoli che sono stati inseriti durante i lavori di commissione e hanno avuto un tempo di discussione veramente anche molto limitato. Quindi volevo fare un'osservazione in particolare sul merito di come è nata questa norma e di come sono stati inseriti questi articoli. A mio avviso questo è un metodo poco trasparente, direi torbido, un metodo che ha consentito di censurare determinate categorie attraverso questo blitz. A mio avviso doveva essere fatta una proposta di legge, perché qui andiamo a modificare il pilastro normativo della riforma della norma di tutela della fauna selvatica ed esercizio venatorio del 1992, che ha previsto un principio fondamentale che è il legame cacciatore-territorio. Dovevano essere fatte le consultazioni delle categorie interessate e a mio avviso si è voluto furbescamente evitare di sentire la voce dei cacciatori, degli agricoltori e degli ambientalisti e anche delle strutture del territorio relative alla gestione di fauna selvatica e caccia, quale gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini. Naturalmente ci metto anche gli agricoltori, parte importante per quanto riguarda questa materia. Mi rivolgo in particolare ai sottoscrittori dell'emendamento sul nomadismo venatorio, Barison di Forza Italia, Finco della Liga Veneta Lega Nord, Rizzato della lista Zaia, Guadagnini di Dipendenza Veneto, Berlatto di Fratelli d'Italia e Ciambetti, il Presidente del Consiglio. Perché, a differenza di quello che viene scritto sui giornali, che pare che sia solo la volontà di Berlato, c'è un emendamento firmato da tutti costoro. A mio avviso, cari colleghi, questa volta l'avete fatta grossa. Questa volta avete tenuto all'oscuro un mondo che è quello dei cacciatori, che a voi sta a cuore, e avete impedito addirittura alle associazioni venatorie, ma anche agricole e ambientaliste, di esprimere un parere nei tempi e modalità previste dai nostri regolamenti in commissione su questi contenuti. A mio avviso, e questa è la parte che più dispiace, è che è stata violata anche la legge madre del Veneto. Mi riferisco allo Statuto del Veneto. All'articolo 9 si parla di partecipazione. Questa è la legge fondante della nostra regione. La regione promuove la partecipazione ai processi di determinazione delle proprie scelte legislative e amministrative da parte dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni che perseguono la tutela di interessi generali. Quindi c'è, a mio avviso, con questa procedura, per un tema così importante e così sentito, visto anche gli incontri che ci sono stati, le email che sono arrivate da parte di comprensori alpini, ambiti territoriali di caccia, singoli cacciatori, ma anche ambientalisti, agricoltori e così via, c'è stata una violazione palese addirittura della legge fondante della nostra regione. Presidente Ciambetti, a mio avviso lei deve essere garante di quest'Aula, di questo Consiglio, affinché le norme, diciamo, fondamentali vengano rispettate. E invece, in veste di sottoscrittore dell'emendamento, si è trasformato in complice
della violazione di uno dei più importanti articoli dello Statuto, l'articolo 9, quello sulla partecipazione. Sul merito, il collega ha già avanzato alcune perplessità, so che c'è stata una riunione e quindi mi riferirò a quello che noi abbiamo potuto esaminare e sul quale abbiamo presentato anche degli emendamenti, mi riferirò quindi a questo contenuto perché non sappiamo ancora che emendamenti verranno fatti. Tra l'altro penso sia inusuale che per una legge così complessa come questa ci sia il relatore che rinuncia a illustrarla. Un minimo di parere avrei voluto sentirlo, come prevede tra l'altro il regolamento. L'articolo 57, che fa parte di questo progetto di legge, prevede la reintroduzione dopo circa 24 anni del nomadismo venatorio, della mobilità venatoria nella nostra regione. Dovete sapere, colleghi, che nel 1992 è stata fatta la riforma nazionale sulla caccia. Prima c'era una vecchia legge del 77 e che ha coinvolto tutte le categorie, in particolare le associazioni venatorie, i cacciatori, ma anche gli agricoltori e gli ambientalisti. E vennero approvate delle norme importanti, utili a instaurare un determinato legame tra cacciatore e territorio, attraverso appunto l'istituzione degli ambiti territoriali di caccia e attraverso i comprensori alpini. L'emendamento, questo articolo 57, così come è scritto, praticamente distrugge totalmente questo pilastro fondamentale della riforma che era stata voluta tra l'altro da tutto l'arco costituzionale che sedeva in Parlamento all'epoca, consentendo a tutti i cacciatori di spostarsi per la caccia agli uccelli migratori anche in ambiti altrui e in tutta la regione. Questo è quello che prevede questo articolo. Se questa legge passa, provocherebbe danni sia agli uccelli migratori, con dannose concentrazioni di cacciatori in determinati habitat, ma anche ai cacciatori ospitanti che si vedrebbero invasi dai cacciatori cosiddetti foresti. Vi ricordate le scene fantoziane delle battute di caccia dove praticamente c'erano centinaia di cacciatori ammassati a caccia di poche prede? Ecco, questo è quello che la legge del 1992 statale ha voluto evitare. Scene così potrebbero però ripetersi, perché nulla impedisce che se c'è un passaggio di determinati uccelli migratori in un determinato posto, adesso poi con i cellulari è facilissimo mandarsi la notizia e quindi avere delle concentrazioni molto pericolose. Come ho avuto modo di denunciare con un'interrogazione il 2 novembre scorso, già oggi si verificano diversi incidenti venatori. Non dobbiamo, colleghi, sottovalutare quello che accade. A danno di cittadini, a danno di agricoltori, tra l'altro tra cacciatori, e spesso i responsabili restano impuniti, anche se fanno parte di un elenco ben preciso, perché sono soci di un ambito di caccia oppure di un comprensorio alpino, quindi bene o male diciamo che sono noti, quindi se fanno un qualche cosa sanno che c'è una buona possibilità di essere scoperti. Figuriamoci cosa potrebbe accadere con una norma che consente il nomadismo venatorio e che consente di muoversi in tutta la regione senza essere iscritti a un determinato ambito territoriale di caccia. Si agirebbe nell'anonimato e quindi agendo nell'anonimato si è più portati poi anche a non rispettare le norme. Quindi mancherebbe quel deterrente che impedisce a chi si trova in una situazione fuori controllo, visti i controlli molto scarsi che ci sono, di commettere delle violazioni di norme. Mi riferisco comunque a danni sia all'agricoltura ma anche bracconaggio e così via. Vi leggo solo alcuni degli incidenti brevemente accaduti in un solo mese di caccia lo scorso anno in Veneto. Nonostante questi incidenti sono avvenuti, nonostante appunto queste persone agivano non nell'anonimato, ma agivano sapendo di essere iscritte e quindi facenti parte di un elenco. Cacciatore spara alla lepre ma colpisce anche 2 braccianti, denunciato. Ragazza di 15 anni in bicicletta colpita da una scarica di pallini. Colpi di fucile dei cacciatori a ridosso delle abitazioni. Pallini vicino alle case, i residenti chiedono aiuto al sindaco. Contadini contro i cacciatori, i loro cani peggio delle nutrie. Si apparta per un bisogno, impallimato. Momenti di panico, il ferito trasportato a Treviso in elicottero. Forte mal di testa, gli trovano un pallino in testa. Casale, spari sotto casa del consigliere.
no, Casale e il consigliere comunque era della Lega. Cacciatore spara nel parco della scuola, spari pericolosi, donna insegue cacciatori, coraggiosa. Fucile puntato contro i ragazzi down, cacciatore, andate via o vi sparo. Pioggia di pallini sulle centurie, cacciatori nei guai, primo giorno di spari, residenti impauriti, pallini da caccia sulla parete di casa e protesta, pallini di caccia bucano una piscina gonfiabile. Un colpo di fucile e il cavallo si imbizzarisce, paura per una tredicenne, spari tra le case, il sindaco ora basta, denunciati grilli facili, spari in sicurezza, cacciatori di rosso all'autostrada e così via. Allora, vedete colleghi, questo accade adesso, quando bene o male c'è una responsabilizzazione, avete capito? Perché il cacciatore sa di appartenere, difatti queste io penso siano le pecore nere, non sono tutti i cacciatori che violano la legge così. Che cosa succede invece se uno circola liberamente in tutta la regione nell'anonimato senza nemmeno avvisare che andrà in un determinato luogo? Ve lo lascio immaginare. Trovo gravissimo che questi cacciatori che si dedicano al nomadismo non dovranno chiedere il permesso e nemmeno comunicare all'ambito la loro presenza. Allora, in un ambito di caccia, collega Valdegamberi che fa le battute, in un ambito di caccia c'è un consiglio direttivo, c'è un'assemblea di soci, la stessa cosa nel comprensorio alpino, si riuniscono, decidono cosa fare nel loro territorio, si danno determinate regole, sanno chi è iscritto e sanno chi sono i componenti, sanno chi magari ogni tanto sgarra, quindi fanno dei controlli mirati anche su. Quindi vedete, queste persone che pagano anche una quota, queste qua gli state dicendo che a un certo punto andranno a caccia e si troveranno alle 4 magari di mattina delle persone che non hanno mai visto prima col fucile in mano, non sanno chi sono, da dove vengono, avete capito? Quindi non solo non chiedono l'autorizzazione all'ambito di caccia, ma nemmeno suonano il campanello, come se uno venisse a casa vostra, non vi chiede né autorizzazione, nemmeno suona il campanello, ve lo ritrovate dentro casa. Questo è quello che prevede questa norma. Guardate, questa è una norma che è stata molto contestata da molti cacciatori. Io penso che vorrei leggervi 2 righe di quello che hanno scritto. Ad esempio questo è un ambito territoriale di caccia del Trevigiano, che dice che è contrario alla libera fruizione venatoria dei cacciatori in qualsivoglia ambito per i seguenti importanti e motivati motivi. La libertà di girovagare in qualsiasi ambito territoriale o in quelli vicino va contro i principi gestionali della pianificazione stessa, il cui legislatore nazionale, con la caccia programmata in unità territoriali gestite, ATC e riserve, vuole vincolare il cacciatore al proprio territorio o a quello scelto per esercitare la caccia, unitamente alla scelta di una delle 3 forme, proprio perché il medesimo contribuisca alla gestione programmata dell'attività venatoria della fauna selvatica promossa dall'ambito. Pur essendo esclusiva del migratorista, ci si chiede chi controllerà l'operato di queste persone? Le quali in numero imprecisato, ecco che qui scatta anche la questione della densità venatoria prima citata, senza nemmeno conoscere eventuali confini e peculiarità territoriali dell'ambito nel quale decidono di cacciare, vagando alla migratoria, magari recando disturbo, se va bene, puntini puntini, cercate di leggere tale righe, alla selvaggina stanziale, frutto della gestione della spesa economica di un ambito del quale gli stessi non sono soci. Punto 3. Riteniamo infatti che questa politica lasciva del vagabondare a casaccio sui terreni per lo più sconosciuti possa recare parecchie tensioni all'interno del mondo venatorio stesso, incrementando situazioni di pericolo e di incolumità verso terzi, vista la mancanza conoscenza dei luoghi frequentati, un disturbo eccessivo per la fauna stanziale gestita dall'ambito ospitante, se non l'incremento di azioni di abbattimento illecito a carico della stessa, per la ratio, tra virgolette, tanto non è sul mio e sparo e porto a casa, chiuse virgolette. Ed infine un'eccessiva pressione venatoria in aree evocate per la migratoria, magari gestite con cura dai soci di un determinato ambito, esempio zone umide o terreni in cui esistono specifici miglioramenti ambientali, nelle quali giustamente i gestori non trovano corretto, visti gli sforzi che essi impiegano, per il mantenimento di tali habitat favorevoli. Quindi
un certo mondo della caccia, quello legato al territorio, è evidentemente più responsabile, osteggia totalmente questa norma e non propone dei miglioramenti. Dice: noi ci autogestiamo l'attività venatoria come accade dal 1993, non vediamo motivo di cambiare questa cosa qui, le cose vanno bene così, eppure ci si trova a discutere dei cacciatori anonimi, dei cacciatori del nomadismo. Tra l'altro c'era un'altra cosa importante da dire che nessuno ha citato: ci sono anche delle norme da rispettare. La norma nazionale va rispettata. Ad esempio, sicuramente qualcuno, i proponenti di questa modifica, non vi avrà detto che la Corte Costituzionale, con sentenza del 1° giugno 2016, pochi giorni fa, ha bocciato un articolo della Regione Toscana proprio perché andava a distruggere quello che era il legame territorio-ambiente, modificando la costituzione degli ambiti territoriali di caccia. Oltretutto c'è da dire che siamo oggetto di un procedimento di preinfrazione dell'Unione Europea proprio perché non sappiamo tutelare la fauna selvatica, un EU Pilot. So che la Regione è copartecipe a un'iniziativa, a una conferenza nazionale contro il bracconaggio a Rosolina, che si terrà a venerdì, e mi chiedo come possa essere compatibile questa iniziativa con un'eventuale approvazione di un articolo del genere. Ma l'articolo 57 prevede anche un'altra norma in contrasto con la norma nazionale, che è quella di consentire a chi caccia da appostamento fisso anche in forma vagante. Allora, un'altra specificità della norma nazionale è che quando vai a caccia devi scegliere che tipo di caccia fare. O fai da appostamento fisso, o vai in zona Alpi, o fai la vagante e le altre forme. Anche questa è una norma che praticamente va contro la legge, e questo ce l'ho detto con ritardo, ma non naturalmente dovuto all'ufficio legislativo, ce l'ha detto con ritardo proprio perché appunto l'ufficio legislativo, tra l'altro, oltre alle consultazioni, non è stato possibile avere per tempo un parere dell'ufficio legislativo, ci dice che tale previsione non può non richiamarsi la considerata giurisprudenza costituzionale, ricorda quali sono le sentenze, che ricorda come questa legge ha introdotto il principio della cosiddetta caccia di specializzazione, in base al quale, fatta eccezione per l'esercizio venatorio con l'arco e il falco, ciascun cacciatore può praticare la caccia in una sola delle 3 forme ivi indicate. Quindi anche questa è un essere di manica larga e andare contro la normativa nazionale. Tra l'altro devo dire che poi c'è l'ultimo articolo, e vado in conclusione, l'articolo 58. L'articolo 58 prevede che negli istituti dei comprensori alpini possono entrare anche le associazioni regionali. Allora, vedete, sembra quasi che andiamo a fare questa norma per risolvere un contenzioso. Qui c'è una lettera che è arrivata al presidente Achille Variati, ma mandata anche per conoscenza ai vari consiglieri regionali, nella quale si dice, questo lo dice la Federcaccia di Vicenza, si dice che è illegittima la previsione, tra l'altro già prevista nella nostra legge regionale, di inserire associazioni non riconosciute all'interno degli organismi degli ambiti territoriali di caccia. E adesso noi abbiamo già fatto un errore, lo vogliamo ripetere anche per i comprensori alpini, e qui avete visto tutte le riserve alpine, i comprensori alpini hanno scritto dicendo no, non dovete fare una modifica del genere, perché va anche contro la norma. Credo che ce ne sia abbastanza per dire che sarebbe stato bene, come era stato proposto, evitare di discutere questi articoli che non sono stati oggetti delle procedure standard di partecipazione previste dal nostro regolamento, previste dallo statuto. Manca, a mio avviso, il buon senso. Manca il buon senso. Mi riserverò ulteriori aggiunte, naturalmente, dopo aver visto eventuali proposte modificative, perché credo sia impossibile non tener conto del mondo venatorio e ambientalista che ha scritto e che si è dichiarato
con posizioni univoche, questa volta capita, contrario a queste norme. Grazie al consigliere Zanoni.